Ma una dichiarazione prima della partenza. Ma questo vento sta un po' disturbando la prova, vediamo, non è una scusa, ma effettivamente. Che tempo ci si aspetta da questa performance? Un po' prudente, 1,34. 1,34 sui 600, due rettilinei con vento a favore. È un'incognita perché noi saremo qui a certificare. È da ottobre che non metto piedi in questa pista e non è ricordiamo che siamo al CVD Sdum, esatto, di Castelli Calepio, fucina di campioni delle nostre imprese. Bene. Bene. Noi faremo la telecronaca. Allunghi e si parte. Sperando che le gambe reggano, che non mi infortuno, insomma, perché naturalmente con le scarpe chiodate è veramente un azzardo. Su questa pista oltretutto molto dura. No dai, è normale, dai. Vediamo, dai. Ed eccolo, il ragazzo sta correndo, cercherà di fare un'impresa nell'impresa. Dopo mesi di inattività torna in pista Ugo Piccioli, potrebbe essere protagonista al Golden Gala. Eccoci pronti a riprendere questo evento. Qui si fa atletica spettacolo al CVD Sdum, vento fortissimo, freddo, 13-14 gradi, cielo che promette fuoco e fulmini a breve. Ugo Piccioli è pronto alla partenza, si sta scaldando. Da questo evento potrebbe determinare la fortuna del Golden Gala, ovvero la presenza di Ugo o la sua assenza. Ugo è pronto, ultime raccomandazioni di se stesso a se stesso. Partito anche il mio cronometro ufficiale e Ugo incede come Sebastian Coe a Firenze quando ottenne il record del mondo. Ecco, primo passaggio più o meno 15, è un Ugo Piccioli dei tempi migliori, rimbalza come i flutti sulle bianche scogliere di Dover. Passaggio in circa 30, quindi sta tenendo un ritmo assurdo. Ha sfruttato il primo rettilineo col vento a favore e ora arriva il difficile, si troverà il vento contro. Siamo circa ai 300 adesso, passaggio in 44 circa, dovrebbe tenere. Ora si fa difficile. Mi ricorda un po' lo Steve Cram dei tempi migliori, oppure il David Rudisha. Del resto è chiamato il David Rudisha di Adrara San Rocco, oppure il Sebastian Coe del Basso Sebino. Siamo ai 500, 1,11 in questo momento. Il ragazzo c'è. Passaggio in circa 1,18 ai 500. Ultimi 50 metri finali. E chiude 1:32,19. Sensazionale prestazione. 1:32,40. 1:32,40 ufficioso, 1:32,2 per la Seiko qui in atletica. Beh, una insomma, dichiarazione. Questi 8 kg che ho messo in questi mesi. Dove sono finiti gli 8 kg? Eccolo lì. In attività. Sono sentiti sia a in livello che tipo visivo, di attività sono stati caricati questi 8 kg? Un po' dappertutto, soprattutto nella parte centrale del corpo, per cui sono sentiti durante la prova, però vabbè. Quindi possiamo dirlo che accanto a Justin Gatlin e a Renaud Lavillenie ci sarà, Vediamo, dai. Ci sarà anche Ugo Piccioli, sarà una delle vedette del Golden Gala. Diciamo che vengo per divertirmi, per stare insieme a tanti amici, sarà una festa e nulla di più, la prestazione è insignificante, non mi interessa. Però a questo punto si può dire che potrebbe esserci anche una prestazione
non sarà da buttare, insomma. Sono 6 mesi che sono inattivo, per cui da questo tempo è tanta roba, ma non mi interessa, non è quello. Sentiamo anche il parere spirito di Attilio Monetti. Sicuramente ha fatto una prestazione interessante anche in vista del Golden Gala, può fare sicuramente la sua parte. Quindi anche Attilio dice la sua. Vediamo, tempo stasera per decidere, domani contatterò il responsabile e comunicherò insomma la mia decisione. Penso di sì a questo punto. Altrimenti chi al tuo posto, chi meglio di te potrebbe venire? Più che altro mi piace rivedere tanti amici da Telesca, il mio allenatore stesso a Vigo, che affronterò a Francesco D'Agostino, oltre qualche M40 fortissimo come Poli, Bianchi, insomma. Magari viene fuori pure la gara tattica, la classica. Ricordiamo infatti il titolo europeo di Ugo Piccioli, il migliore M45 d'Europa. Anche Attilio specifica questo aspetto. Diciamo che è un regalo che mi hanno fatto per le prestazioni e i risultati della scorsa stagione, per cui mi sento di andare a ritirare questo regalo, quindi di onorare un po' la stagione dell'anno scorso e quindi di esserci anch'io insomma nella kermesse del Golden Gala. Grande Ugo.